Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, a seconda che ora vedete la trasmissione. Qui siamo a Presepiando. Presepiando è una grande mostra di presepi, ma grande, dico grande perché ci sono 120 presepi, no? che ci sono 4 presepuzze, parliamone chiaro. Quindi noi abbiamo 60 persone che espongono tra artigiani del presepe, quindi presepisti e collezionisti. Noi facciamo queste mostre da almeno 10 anni. La nostra, di cui io sono presidente, è un'associazione che si chiama proprio Presepiando. E siamo stati a Verona a fare la mostra, a Verona addirittura nella grandissima piazza di Verona, piazza Brad, e dentro il famoso teatro di Verona, la famosa arena di Verona, all'arena, i giornalisti, all'arena di Verona. Poi siamo stati a Roma a fare la mostra a Roma, a Piazza del Popolo, la piazza più importante di Roma. Siamo stati a fare la mostra dentro il Senato, siamo stati a Cefalù, a Messina, insomma tantissimi posti. Ora è da un paio d'anni che ci siamo fermati qua a Termini Imerese, senza venite, no, perché è importante questa mostra. In questa mostra ci sono ben 120 presepi, 120, 121, uno più, uno in meno. E molti presepi sono di particolari perché per esempio uno è fatto con panettone, pandoro, ciungamme, e poi che cosa c'è? Zucchero, rosmarino, tutte cose. Un altro è fatto di cioccolata fondente, cioccolata che dà buona, non cioccolata scarsa, cioccolata fondente. Poi ci sono presepi fatti in ferro, pezzi di macchina, addirittura un presepio di questo fatto con pezzi di macchina è stato premiato a Roma nel corso di quelle mostre di cui io dicevo poc'anzi, e vinne a Striscia la Notizia si interessò di questo presepio. Poi la cosa più bella di questa mostra, secondo me, oltre a tutti, i presepi sono tutte belle, non ce n'è uno là, sono tutte belle, è quello che c'è tutto, che si muove tutto, non c'è un pezzo che non si muove, che lui che stira, l'altro che... tutto, venite, vi dico sempre, venite qua, perché sennò per TV, per televisione, si vede poco. E allora la cosa migliore è venire a Termini Imerese, e siamo fino al 6 di gennaio, fino al 6 di gennaio, mattina dalle 10 alle 12:30 e la sera dalle 5 fino alle 8, 9. E negli altri anni abbiamo fatto 15.000 visitatori, ma quest'anno già 15.000 sicuramente li superiamo, perché ad oggi abbiamo già 7-8.000 da quello che mi risulta qua. Allora che vi dico, che vi posso dire che sai, venite una bella palazzata, pigliate un gelato e venite a vedere questa bella mostra Presepiando Mon Amour. Grazie a tutti. Scinni delle stigge o bambineggio, le piccirigge cantano a Natale, nascisti te ne staggia povereggio, perché lo regno to per tutti è uguale. Scendeste nella terra a insegnare chiggio che per vero lo perdono. Vette
tutta la gente inginocchiare di fronte al tuo corpo, a uno. Le tue discorsi parlano d'amare, la parentela, i frati e l'amici. Venne la gente e curre per ascoltare lo tuo perdono puro agli nemici. Le stesse re ti vossero adorare quando eri sopra paglia tantoleggio. Le piccerigge stavano a cantare, tu scinne dalle stigge o bambineggio.